È lui. Cioè, è lui. Basta. Oh. Pronto? Pronto? Oh. Chi è? Devo venire a ritirare una cosa. Ma che cosa? Sono un corriere, mi hanno dato questo numero. Devo venire a ritirare uno scroto. No, qui hanno sbagliato ogni cosa. No. Mi hanno detto questo numero, devo venire a ritirare. Ma scusi, lei che numero ha fatto? Ho fatto il suo. No, ma lei mi dica chi è. Ma si calmi, si calmi, Oh, si calmi, E che fa? Mi assale così? Si calmi. Le dico come stanno le cose. Mi hanno dato incarico di venire lì a ritirare uno scroto. Ecco. E chi è lo scroto? Lei ce l'ha sicuramente. No, io non c'ho niente. Ma certo che ce l'ha lo scroto, mi scusi. Ascolti, ma lei se vuoi pigliare per il culo il cristiano, cambi numero. Ma che cristiano, ma che culo? Io voglio parlare. Che gente scorbutia. Va richiamato. No, questo va richiamato, C'è lo scroto. Allora le palle tu le tieni, Nini. Se non c'ha lo scroto, il sacchettino, vero? Dove le metti? Forse ce l'ha più. Però non mi dispiace, ecco perché le scorbutia, forse è per questo. Sarà per questo. L'ho richiamato perché. Insomma, voglio dire. Boh. Sì. Dico, ma questo scroto quando me lo dà? Ma lei lo scroto è lei lo scroto? No, io non sono lo scroto, sei te lo scroto. Sei tu lo scroto, sei un pezzo di scroto. Chiaro? Ma te sei cretino? No, calmati, io sono uno che lavora. Ma che lavora lei? Io lavoro? Io faccio consegne e ritiro gli oggetti, faccio consegne. Allora, ascolti, lei venga a ritirare lo scroto, che io gli do nel capo lo scroto. No, te non me lo puoi dare nel capo lo scroto, a meno che non ti ciondole così tanto le palle. Sì, che tu possa andare... moglie. Ma quale moglie? Tu sei nemmeno capace, voglio dire, di alzare di un bucaiolo! Come? Bucaiolo, stupido cretino! Stupido cretino! Bucaiolo, pezzo di merda! Pezzo di merda! Guarda che siamo 113, Ma chiama lo scroto che fai prima! No, siamo 113! Ma non te lo trovi più! Bucaiolo! Merdaiolo! Ah, beh, perché mi dici queste cose? Perché hai capito che sono fiorentino, Furbacchione! Perché mi dici bucaiolo? Ma va via, pezzo di merda! Ma perché mi dici pezzo di merda? Oh! Allora! Oh! Voglio lo scroto, dammi il tuo scroto, l'importante è che non sia vuoto il tuo scroto. La manda a Sanremo. Questo era il sondazzo, ma il sondazzo è anche un libro. Se non c'è il sondazzo stasera io m'ammazzo, passerò per pazzo ma me ne porto. Ma se c'è il sondazzo io non mi strapazzo, sto qui e mi sollazzo, non mi rompete.